addosso 100 volte. Cioè questo non, guarda voi, è un pericolo. Per questo non la potevo mai fare la parata all'R1, lo ripeto, guarda là. Cioè c'è un rischio cresce ogni 30 secondi, però. Vedi, avete bloccato la strada alle persone che stanno magari andando a lavorare. Oh, no! Questo. Che stai girando con la moto? E là stiamo cadendo, poi scemo. Ma chi stava cadendo? Oggi giro con il Touareg, ragazzoli, di nuovo, ancora una volta. Perché? Perché stiamo andando al Napoli Motor Fest. Sì ragazzi, come l'evento dei Babbi in Moto, ci raduniamo tutti quanti fuori lo stadio, faremo la parata per poi recarci all'ex Basenato, dove ci saranno tante attività da fare tutti quanti insieme. Il tempo non sembra essere dalla nostra parte. Già è stato rimandato una volta, speriamo che questa volta almeno ce lo faccia fare. Sicuramente siamo più freschi, così per indossare le protezioni siamo più tranquilli, come al solito sempre vestito Raven, cargo Raven, guanti Raven, felpa Raven. Inizia il casino? Già c'è il casino? Sì. Oggi sono in borghese ragazzi, non mi riconoscono, guarda perché sono il Touareg. Siamo sotto copertura, zitta, siamo sotto. No, io devo fare i giretti, non posso mettere dal gamuro. Belli, ma perché non ci mettiamo pure noi coltello? Belli, andiamo a mettere il coltello come stanno là, ti prego. Stanno aspettando a ultimo. Ma mettiamoci coltello, aspettiamo a WR noi. Come fare un saluto ad Alessio? Alessio, ciao Ale! E tu fai un saluto ad Alessio. Alessio, un bacione forte, non so perché non sei venuto, vabbè, però la prossima volta avremo modo di beccarci. Grazie Vale. Non di cosa, ragazzi. A few moments later. Questa è la mia. E anche questa. Per questo. Mi fate imbarazzare anche a me se mi guardi così, non so che dirti. Certamente. Mi mettete in una situazione di imbarazzo a volte, mi fate morire, come siete belli. Sto sentendo un attimo male. No, ma non sono nessuno, cioè, tranquilla. Mi mette in imbarazzo, veramente. Partiamo per forza, le messe X anche è mia. Non è mia, dovevo. Fai sto coso quando lo metti a cavalletto è una stronare. Con che moto sei tu? Ma c'hai la moto anche tu? Io sto da Tavorra. Ah ok, dai. Ci possiamo fare una foto? Certamente, mi levo il casco, dammi un secondo. Non trema. Non mi Ragazzi, sto facendo, cioè il professore di scuola media lui mi ha chiesto il saluto per un alunno, bellissimo. What? Davide, un bacione forte, un saluto e spero che prima o poi riusciremo a beccarci anche di persona. Un bacio. Bam, bam! Poi in montaggio ce le metto io le fiamme, vai! Sono sempre il primo a dare il via a queste cose. Il casino sta iniziando e ci abbiamo il Touareg, che ne approfittiamo. Amore mio, dai, non essere gelosa. E siamo giusti un po' comunque. Erne! Andiamo visto un bagnato! Per questo ragazzi sono venuto col Touareg, non avrei mai fatto una parata con l'R1M e farla salire a 5000 gradi di temperatura, oppure ritrovarsi, vedi, chi non sa nemmeno dove deve andare, che gira destra sinistra, che poi se gli bussi in testa non ti sentono nemmeno. Quindi è molto meglio evitare e venire col Touareg, che stare più tranquillo. Qui c'è tutta la gente stesa a terra per ultimo, ma non stanno bene, veramente. Fai schifo! Non ti infilare così però, perché rischiamo di farci male. Per questo non sarei mai venuto con l'R1, ve lo ripeto. Vedi che ci sono i fomentati, che tu ti fai l'accelerata e ti infili, che senso c'ha? Non è il modo e il momento adatto per fare una cosa simile. Non lo mettiamo questo nel video! Guarda, va, stava perdendo la ragazza dietro per fare l'impennata. No, ma mi stai venendo addosso 100 volte! Se ci dobbiamo fare male, evitiamo, non è il momento! Dai, au!
Non puoi fare destra-sinistra, non potete saltare così, non potete impennare in un raduno simile, ragazzi. La gente non è pronta, cioè non sa quello che andiamo a fare, per questo. Non è che scendi con un raduno pazzo dove ci conosciamo, tutti quanti impegniamo, e lo stesso non è per nulla fattibile perché ti fai male, cioè quella è la cosa. No, io sono Giuseppe! Oh, guarda, oh, ma non guarda proprio questo! Oh! Cioè, questo non guarda voi, è un pericolo, Is, lo giuro! Sa solo lui, non sa come vuole correre! E non venirti a fare la parata, fratello, ti andiamo a fare un giro di domenica! Guarda quell'altro che impenna in mezzo alla gente! Oh! Oh! Venite addosso? Porco di... Dove ci troviamo su Marte? Per questo non la potevo mai fare la parata all'R1, lo ripeto, guarda là. Cioè c'è un rischio cresce ogni 30 secondi, però. No! C'è la polizia. Io seguo la polizia municipale. Attenzione ragazzi, emergenza! Mi sono ritrovato avanti. E ragazzi, ma quanto è bella Napoli! Guarda. Ma perché vado a impazzare così? Ma io non mi spiego. C'è passato a millimetro a pure che cosa? Vedi perché con l'R1 era un esaurimento? Avrei picchiato qualcuno con l'R1, sicuro. Voglio fermate a quello perché lo picchio, Ma fermate a quello perché mi lo corro dietro e lo picchio, fra. Non è il problema, facendo male, Dio, da chi là? State invadendo una corsia, state tagliando strada gente, boh, paranormale. Quando ragione quando dicono che si mezzingere? Esatto! No, ma no, per deve andare piano in una parata del genere. Ma qua ho scazzato a lui, ho cazzato a tutti gli altri. Io sono il primo a correre ad impennare, ma non lo puoi fare qua, perché se si infila come si è infilato davanti a me, se c'era qualcuno che non sapeva frenare, rischiavi di farti male tu, quella è la cosa. Io ti stavo bussando, ma non mi sentivi. Non ti infilare, perché ci sono tanti ragazzini che non sanno guidare. Poi vedrai dal video. Eventually. Vedi, guarda, non puoi fare questo, capito? Rischi che ci facciamo male, capito? Sì. Qua si stanno fermando per... Ah, sta la signora. Fermi, fermi! Fate passare la signora. Mamma mia, quanti ne siamo anche laggiù. Siamo tantissimi, ne siamo. Bello, bello, bello. Vai! È la situazione adatta per correre! Io non corro, faccio vedere che non faccio le accelerate, così fate i bravi. Povera frizione! Più bici, più felici! Più moto, più amici! Ah, adesso stanno accelerando tutti quanti come pazzi? Ciao a prendere un po' d'aria alle moto. Ciao! È bellina. Il signore è scontento degli scarichi, non gli piacciono. Sinceramente no, non ci sto. Comunque veramente ragazzi, quando camminate in gruppo così, io non è che voglio essere puntiglioso o altro, vi ripeto, sono il primo ad impennare, a correre, a fare. Ma in queste situazioni, prima di tagliare, di infilarvi anche per superare qualcuno, dovete guardarvi dietro. Cioè voi non vi rendete conto, ma avete tagliato la strada a tantissime persone e rischiate di farvi male. Vedi, guarda, adesso quello ha tagliato la strada, cioè questo si è fatto 3 corsie per fermarsi a volo perché ha acciappato la busta. Ma vuoi segnalare dietro? Cioè c'hai altre 3 persone al tuo fianco, non ti puoi spostare così di scatto. Quella è l'attenzione che bisogna avere, ragazzi. Vedi, guarda, quello che supera completamente l'altra corsia non ha senso, vedi, adesso quello ha tolto la busta e ha superato di là. Ma se superiamo tutti quanti di qua, ragazzi, ci prendiamo le 2 corsie, non ha senso. State bloccando il traffico così. Non ci trovo il senso di questo, vedi, avete bloccato la strada alle persone che stanno magari andando a lavorare, quello va di fretta, no? Il cristiano. Bloccate tutto, non superate di qua. Porco di... Bloccate tutto, sudiamo, non camminiamo, le moto salgono di temperatura. Giustamente che senza tiene che sorpassa e t'infizza. Bravo. 2000 years later. Ma come?
dimmi tu. Devo ritornare? Va bene. Ripeti. Sì, però là devo girare perché sto più stretto. Ma sta morendo la moto! Che palle! Aspetta, devo camminare un po' perché sta morendo la moto. Devi aspettare, se no ti scoppia! Oh, a forza ti voglio colpire, in un modo o nell'altro, ti vado sempre tu. Oh no! Grande! Spaccato! Anche io sto il mio telefono, riesci a fare un video? Sì! Aspetta. Se ti metti da questo lato qua, mettiti là, io passo in penno e me lo rubo. Mi è più semplice perché se me lo metto qua non riesco. Ripeti. L'abbiamo fatto, dai! Qualcosa l'abbiamo fatto, dai! Ringraziamo a Cristo. Tu, burnout e mezzo, e lui che gigantone. Vai! Mi sta grippando l'MSX, vai! Perché mo mettiamo tutto, non ti preoccupare. Perché costa tutto tanto, capito? Già compro troppe moto, poi se le preparo tutte quante insieme io. Non è che non abbiamo i soldi. Sì. No, e non ha senso perché quando poi la gratti così si spezza. Questo invece guarda. Questo. Ma che c***o vuoi? Fare il video. Mettiti là che mi rubo il telefono, passa e mi rubo il telefono. Lo stavo perdendo. Ripeti. Wow! Vedi come è venuto. Prova questa. Sì, vabbè, posteriore sta no, ma non me la metti. Mettimela eco, bravo, come che l'elettrico è cattivo, Mettila più forte. Adesso occhio. Sport che oh, e mo si accelera di cazzo. Mamma, è potentissima sta. È molto strana, cioè ci devo fare un po' di mano. Sì, anche per capire come risponde il gas, perché ho paura di metterla alta che subito. Fai un colpetto di cazzo sopra. Sì, no, ma già si sente come acceleri. Later. Scusatemi, grazie. Ti impegno addosso. E hanno messo nel recinto come le capre, vedi? What? Senza bacalà oggi! Hanno chiuso nel recinto, ci hanno chiuso, dai. Later that night. E perché mi dici? Oh, Saggi! E se no mi fai bagni solo a me. Mi fate mettere lo casco in capo. Ciao. La manina a terra, Gianluca. Ciao. Non la sa mettere. Vai 8 2 7 4 7 5 7. No, vai 8 1 8 2. Sai che devi fare? Lo so che non è giusto, però senza casco, col cappello. Ma io l'ho fatto nel video quello là con l'MSX. Faceva così e mi tirava tutto il cappello in capo, era bellissimo. 4 7. Signori! Ma gli ho detto ce l'avevo io, fammi vedere. Che si fa? Che cosa? Perché stai girando con la moto? Ma l'ho fatto tutto il giorno quando c'erano pure gli stanti. Non si può Fabrizio, fare, non la l'avrebbe ragazza, potuto fare. vieni qua. E là stiamo cadendo, poi scemo. Ma chi stava cadendo? Sulla discesa? Ragazzi, un forte Ma l'ho sgommata io la moto, ma chi stava? Ok, loro andranno a Allora, La poso. No, ma quello sta. metto la firma. Ok. Sì. Capito? No, è quello che ho litigato prima che ti ho detto. Si pone con dei modi, cioè, ma sono fatto fine e mo'.
Stiamo continuando. Dai, ci sta. Poi ti spiego, Ragazzi, posso il 64 lo mettiamo online perché mi sa che dobbiamo chiudere. preso 10.000 investimenti, ragazzi. No, ma non sono miei amici. Se tu ti poni con dei modi in generale. Questi li metteremo online, sono degli organizzatori, vi risponderò. Ma quando? Ma perché? Ma mi hai detto fermati. Ingresso per il 64 Bars di Scampia. Ma perché aspetta, ma c'ho il video, ma quando mi hai detto fermati? Siete rimasti fino adesso. Ma quando mi hai detto fermati? Mi sarei fermato, mi ha visto pure il signore, ho avuto il cenno e ho continuato, ma qua in mezzo, non mi ho messo a fare. Vado a posare là, perché così sono tranquillo. Oh, questo ci teneva a farmi fare il titolo, sta accesa la telecamera. Mi ha fatto fare il titolo. Grazie.